2024, un nuovo capitolo della nostra storia. Una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti. Una radio ancora più aperta perché si lavora per crescere e migliorare. Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. 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 Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
Ed era il 1977 quando Astrid di Gilberto incideva The Girl from Ipanema, la ragazza di Ipanema nella versione disco, e con questa intro molto danzereccia, e che diamine, quando arriva quest'ora è ora di ballare, ci mancherebbe pure. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, mercoledì 17 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Vi ricordo inoltre che sulla pagina Facebook della radio trovate tutte le informazioni per sostenere i nostri amici e fratelli armeni del Nagorno-Karabakh o Artsakh, che dir vogliasi, i quali sono stati scacciati dalla loro terra ad opera degli usurpatori azeri. Noi ci spostiamo un po' più a est in questa puntata stasera e andiamo in una zona che è diventata improvvisamente calda questa notte, dal momento che, come sapete, l'Iran ha lanciato un attacco missilistico che, scrive la BBC, apparentemente avrebbe colpito delle basi di terroristi nella zona occidentale del Pakistan. Questi missili hanno ucciso 2 bambini, dicono le fonti di Islamabad, quindi le fonti pakistane. L'operazione, secondo Teheran, avrebbe colpito il gruppo terrorista Jaish al-Adli, che il ministro degli esteri di Teheran descrive come gruppo terrorista iraniano che opererebbe in Pakistan. L'attacco, scrive ancora la BBC, è avvenuto nel Balochistan e arriva dopo che l'Iran ha colpito degli obiettivi sia in Iraq che in Siria all'inizio di questa settimana. Le fonti pakistane dicono appunto che 2 bambini sono stati uccisi e altre 3 fonti sono state ferite, altre 3 persone sono state ferite. Io ho qui collegata da Bruxelles l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, che oltre a essere europarlamentare della Lega, gruppo Identità e Democrazia, è anche componente della Commissione per gli Affari Esteri, della sottocommissione per la sicurezza e la difesa e, piccolo dettaglio a margine, persona non gradita in Iran proprio perché l'onorevole Bonfrisco non ha paura di definire le cose chiamandole col loro nome. Allora, onorevole, intanto buonasera e bentrovata. Grazie, buonasera a tutti voi. Ecco, visto che lei chiama le cose col loro nome, stamattina che cosa ha fatto in concreto l'Iran e perché dovremmo preoccuparcene? Perché l'Iran, oltre ad alimentare fenomeni di terrorismo destabilizzanti in tutta l'area, un'area così vicino all'Europa, così vicino a tutti noi, soprattutto a quel Mediterraneo allargato che vede l'Italia tra i protagonisti principali dello scacchiere geopolitico, ma anche dei traffici commerciali, no? Per cui tutto ciò che avviene in quell'area ci riguarda da vicino. E cosa fa l'Iran oggi? Si inserisce in uno schema di allargamento della tensione, approfittando del fatto che l'Occidente in generale e l'Unione Europea è al fianco di Israele nella dinamica che si è sviluppata dopo gli attacchi terroristici, la guerra dichiarata da Hamas a Israele, e che oggi vede nel territorio di Gaza svolgersi una delle pagine tristi di un Medio Oriente che non trova più equilibrio, non trova pace. Ecco, l'Iran continua ad alimentare fenomeni in tutta l'area, addirittura dal Pakistan, quindi andando ben oltre quello che è lo schema del Mediterraneo allargato, alla Siria, all'Iraq, destabilizzanti di un quadro che è già assai precario.
E Infatti. il lavoro compiuto, il lavoro diplomatico compiuto in questi anni da Israele e noi al fianco di Israele per eh, implementare, rafforzare, consolidare gli accordi di Abramo, hanno subito dal 7 ottobre una pericolosa battuta d'arresto. L'Arabia Saudita si sta distinguendo in questo, in queste ore, in questi giorni, disposta a riconoscere lo Stato di Israele. È un grande passo avanti, è un percorso che deve riprendere. Certo, nessuno può impedire a Israele di difendersi dagli attacchi dei diversi regimi islamici che lo circondano. Penso soprattutto a quella longa mano del regime iraniano che sono gli Hezbollah in Libano, e il Libano è tanto vicino a Israele quanto anche molto vicino a noi, e questa dinamica ci deve molto molto preoccupare. Deve ingaggiare l'Europa in una politica innanzitutto di postura e di posizionamento sempre più chiara e decisa, per difendere i propri confini, per difendere il mare che condividiamo con l'altra parte del Mediterraneo, che è appunto Medio Oriente, e dietro al Medio Oriente tutta l'area del Sahel, che sappiamo essere una delle fucine più importanti del terrorismo islamico, del jihadismo. Se non lo facciamo adesso, rischiamo che l'ampliamento della tensione, l'allargamento di eventuali conflitti possano ricadere pesantemente, così tanto vicini a noi da essere una reale minaccia. Ecco, onorevole, intanto vorrei dire ai nostri ascoltatori 0292947222 se volete dire la vostra per telefono, oppure 346-642-7756 se volete inviare i vostri WhatsApp o le vostre zappe, che dir voglia. Sì, onorevole, però lei stamattina ha detto delle parole che personalmente mi hanno preoccupato. Cioè, lei giustamente dice: le conseguenze di un'escalation avranno effetti devastanti. Sono sorpresa che l'Unione Europea non abbia ancora un piano per affrontare un conflitto che pare ormai imminente. Difendere i nostri cittadini è una prerogativa irrinunciabile. Insomma, siamo al si vis pacem para bellum, cioè affrettati ai preparativi, comincia a disporre le tue truppe, o l'Europa dovrà affrontare una guerra a questo punto regionale nel Medio Oriente? O la stiamo già affrontando con gli Houthi e quello che sta avvenendo nel Golfo di Aden, a Bab el-Mandeb? Il Consiglio europeo è chiamato lunedì a prendere una decisione rispetto al tema del Mar Rosso, no? Che abbiamo imparato a conoscere, terreno di un terrorismo che colpendo le nostre attività marittime, quindi economiche, può nel lungo termine o anche solo nel medio costituire un impatto, diciamo così, macro per l'intera Unione Europea e in particolare gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo, e chi come noi ha nei traffici marittimi una parte considerevole degli interessi della logistica e dell'economia. Ma se lunedì la proposta che il nostro governo fa insieme a Parigi e a Berlino di ampliare l'operazione Atalanta, che è già presente, no? Quindi quell'attività che già svolgiamo a Hormuz con una delle nostre missioni, l'Agenor, per proteggere i traffici commerciali. Se lunedì il Consiglio degli Esteri uscisse con una decisione minima, no? Deludente, noi mandiamo un segnale alquanto pericoloso a chi pensa di poter anche attaccare gli interessi europei che si concentrano in quell'area. Ecco perché è giusto che i principali paesi e anche i principali paesi, diciamo così, che esprimono difesa, formalizzino la proposta al Consiglio e che il Consiglio decida nella direzione auspicata, cioè una decisione politica che fa sapere a chi si sta
regolando su quell'area tra organizzazioni terroristiche, stati canaglia che la alimentano, che l'Europa non può restare indifferente, non può volgersi dall'altra parte e deve attrezzarsi anche per affiancare una operazione militare alla normale operazione di Atalanta, di pattugliamento dei mari. Ecco, precisiamo per i nostri ascoltatori che lo stretto di Hormuz si trova a nord invece di quello di Bab el-Mandeb, cioè si trova dall'altro lato rispetto al Mar Rosso, è lo stretto che mette in comunicazione il Golfo Persico con l'Oceano Indiano ed è una fonte di passaggio del petrolio greggio di importanza mondiale, perché da Hormuz viaggiano circa il 20-30% del petrolio che viene consumato nel mondo ogni giorno. Il fatto che ci possano essere venti di guerra da quelle parti implica necessariamente un problema anche per quanto riguarda la nostra economia, che già viene rallentata dagli Houthi che costringono le navi merci a fare un viaggio più lungo di 12 giorni dovendo circumnavigare l'Africa. Immaginate se si arrivasse a uno scenario di contrapposizione o comunque di tensione nello stretto di Hormuz, qui finiamo veramente come nel 1973, di nuovo con le domeniche a piedi e la benzina che arriva a 10 euro il litro. È più o meno questo lo scenario che sto delineando, diciamo l'opzione zero? O mi sbaglio, onorevole? Non si sbaglia. E mi dispiace di non essermi sbagliato, detto tra noi. Lo so, non si sbaglia. Quindi viviamo una tale evoluzione degli equilibri geopolitici, no? È tornata a irrompere nella nostra vita la geopolitica. Ci siamo dedicati per tanti anni a tanto altro, a rafforzarci dal punto di vista economico, a sviluppare il più possibile la nostra economia verso i nuovi scenari. Abbiamo subito una globalizzazione che ci ha indebolito. Oggi è il momento di affrontare le questioni geopolitiche, perché sono talmente connesse a quelle economiche che noi, dopo il Covid, dopo la drammatica crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina, noi non possiamo permetterci un altro elemento di instabilità che ci impedisca di tornare a crescere, di tornare a garantire uno sviluppo sostenibile alla nostra economia. Per sostenibile cosa intendo? Nella definizione classica, letterale della sostenibilità, la sostenibilità è innanzitutto sociale e poi è anche tante altre cose e tanti altri elementi fino a quella ambientale. Ma noi oggi dobbiamo combattere parallelamente alla difesa dei nostri valori, della nostra libertà, delle nostre democrazie, una guerra economica che usa gli strumenti della geopolitica e della guerra, cosa che fino a qualche anno fa non credevamo più possibile. È tornata possibile e noi dobbiamo difenderci in tutti i modi. Non può esserci una convergenza tra stati, tra politiche di stati che noi consideriamo minacce. Sono minacce per i loro popoli, ma sono minacce anche per noi. E terrorismo che può penetrare facilmente nella nostra Unione Europea con gli strumenti di un tempo. Ecco, la ricerca della pace, la ricerca della stabilità oggi va difesa, poi va discussa. Esatto, insomma diciamo che in questo ci siamo cullati per quasi 30 anni sul clintoniano "It's the economy stupid", eravamo troppo impegnati a occuparci dei soldi, a far andare l'economia, e questo ci ha impedito di renderci conto che nel mondo invece c'è tanta gente che non solo non vuole bene all'Occidente, ma oltre a non volere bene all'Occidente, diciamo che considera legittimo invadere paesi altrui o considera legittimo tirare missili su un paese peraltro nei confronti del quale è vero che i rapporti sono un po' delicati, ma comunque pacifici,
e questo continua a mandare ulteriori segnali di instabilità nell'area mediorientale. Però le chiedo una cosa, lei dice da un anno che chiediamo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche venga inserito nella lista europea delle organizzazioni terroristiche, perché è il principale strumento con cui l'Iran finanzia il terrorismo nel mondo. Sono i famosi Pasdaran, mi corregga se sbaglio, dai quali peraltro è uscito a suo tempo anche un presidente intransigente quale Ahmadinejad, che fu quel fenomeno che fece fare il concorso sulle vignette in merito all'Olocausto e disse che come suo obiettivo presidenziale c'era l'annientamento e la cancellazione di Israele. Ecco, ma non è che l'Iran, a furia di fare questi giochini e queste provocazioni, non è che prima o poi una di queste notti qualche aereo con le insegne americane e qualcun altro con le insegne di Israele, magari anche qualcuno inglese, non si alzano in volo e vanno a bombardare qualche reattore a Teheran? Beh, noi dobbiamo scongiurare questa ipotesi, perché che l'Iran sia una potenza nucleare, no? Sì. È stato oramai dimostrato, e che sia un grande rischio incalcolabile anche. Penso che l'Iran in questa fase di grande confusione cerca ancora una volta di potersi sedere a un tavolo, perché da quel tavolo, diciamo così, si è in parte autoesclusa con una politica interna che ormai ha mostrato al mondo intero il vero volto dell'Iran e di questo regime, e che però in questa fase l'Iran e non solo, io penso per esempio anche alla capacità che il presidente turco Erdogan ha avuto in questi anni di infilarsi sempre nelle situazioni, no? Dove Sì. può strappare un posto al tavolo delle trattative o delle mediazioni. Ecco, l'Iran fa soprattutto questo oggi, ma è molto molto più pericoloso per noi che lo faccia l'Iran che non che lo faccia la Turchia, ad esempio. Anche se la Turchia poi è stata la protagonista di una fase dolorosissima per l'Italia, quella di aver perso completamente l'Italia, ma non solo, l'intera Unione Europea, un presidio in Libia che ci consentisse di guardare con attenzione, con preoccupazione, ma anche con capacità a ciò che avveniva dietro la Libia, cioè nel Sahel, che è una delle fonti di maggior rischio per noi dal punto di vista degli attentati terroristici. Quindi l'Iran, io mi aspetto che continui ad ampliare l'area delle tensioni, che continui anche a sostenere attacchi terroristici che possono sì colpire, come lei ha detto, anche strutture o strumenti dell'Occidente, che peraltro sono della NATO, no? Certo. E quindi questo ingaggia anche noi, ma lo faccia esclusivamente per uscire da un isolamento che solo la triste vicenda di Gaza, no, gli ha potuto alleviare. Spiace vedere che in quel multilateralismo fallito da tanto tempo continui a trovare spazio un paese come l'Iran alle Nazioni Unite, e tutto ciò che si è organizzato e si sta organizzando contro Israele dentro le Nazioni Unite. Infatti. C'è un razzismo e un antisemitismo dentro le Nazioni Unite che io trovo ributtante. È esattamente così, e noi non dobbiamo farci ingannare da nessuna disinformazione, pur per quanto potente sia. Noi dobbiamo anche lì chiamare le cose col loro nome. Queste organizzazioni mostrano da tempo, no? La loro debolezza, la loro fragilità. Però mentre noi eravamo intenti a occuparci d'altro, la Cina e i suoi paesi satelliti o saltuariamente alleati, come di sicuro lo è l'Iran da tempo, la Cina ha penetrato completamente quelle organizzazioni. L'abbiamo visto andare in scena
stupendoci tutti, no, di questo dato, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità rispondesse agli input cinesi e non a quello di tutti gli altri paesi. Io penso che l'esperienza del Covid ci abbia aperto gli occhi su come tutte queste organizzazioni delle Nazioni Unite siano così tanto penetrate da politiche del Partito Comunista Cinese e i paesi alleati della Cina, e non mi stupisce quindi vedere gli attacchi a Israele, che viene persino accusato di genocidio, perché oramai nemmeno di fronte alle parole così pesanti si ha un momento, no, di ritegno. Genocidio vuol dire una cosa immensa. Si usa a casaccio la parola genocidio per colpire l'informazione e le opinioni delle persone, e si accusa Israele di aver fatto quello che noi invece più correttamente definiamo un atto di difesa del suo popolo e dei suoi confini. Domani è il compleanno di quel piccolo bimbo israeliano che compie un anno, esatto, nelle mani dei terroristi di Gaza. I terroristi di Hamas non sono solo terroristi. Hamas è Gaza. Hamas, abbiamo visto di che cosa è capace e abbiamo potuto vedere con i nostri occhi cosa ha costruito sotto le case, sotto gli ospedali, sotto le scuole di quella città, per attaccare Israele, penetrare in Israele e continuare a bombardarla. E con i nostri soldi. Se nemmeno di fronte a questo noi riusciamo a ragionare e ci facciamo condizionare dalla disinformazione, che ahimè parte quasi dalle Nazioni Unite, ecco, allora noi perdiamo il senso della verità e della giustizia. E quella verità e quella giustizia sono alla base delle regole internazionali. Pensate quanto è rischiosa e può produrre danni un'operazione di questo genere. E infatti noi, come immaginavamo, i primi giorni dopo il 7 ottobre era tutto abbastanza chiaro. Mano a mano diventa sempre più difficile restare al fianco di Israele, in virtù di questo mainstream che va in scena alle Nazioni Unite o in altre realtà. Auspichiamo fortemente un'Unione Europea che possa vedere una guida politica come quella rappresentata da noi e dalle forze di centrodestra, per fermare anche quella, tra virgolette, connivenza dell'Unione Europea con alcune istituzioni, che si chiamino ONG o in altro modo, che hanno alimentato, foraggiato, allevato una classe di giovani terroristi con i soldi dell'Unione Europea, cioè di tutti noi. Ecco, noi ci siamo posti a questo e continuiamo a ricordare che l'Unione Europea non può essere complice di un uso distorto di quei fondi che servono solo ad alimentare l'antisemitismo. L'antisemitismo non può avere cittadinanza nell'Unione Europea e tra le risorse dell'Unione Europea, perché sono le tasse dei cittadini. Esattamente. Onorevole, senta, ci risentiamo martedì sempre alle 18:05 e vediamo a che punto è la notte? Sì, lo faremo senz'altro, lo farò volentieri. Comincia la prossima settimana, da domenica 21, una serie di commemorazioni per aiutare a ricordarci cosa è stato davvero un genocidio, chi ha fatto un genocidio e chi ha sterminato milioni di ebrei solo per il fatto di essere ebrei, esattamente come fa Hamas. Non c'è nessuna differenza tra ciò che è accaduto tanti anni fa, ahimè, nella nostra Europa, e ciò che Hamas sta continuando a fare nei confronti di Israele, aiutato da alcuni paesi. Il principale tra questi è proprio l'Iran. Avremo modo di tornarci. Grazie, onorevole. A voi.
Buona serata e buon lavoro a tutti. Grazie, adesso pausa e poi Liza Minnelli, Mani Mani 1972, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Di bene in meglio, come state sentendo, da Liza Minnelli con Mani Mani 1972 a Mani dei Pink Floyd da The Dark Side of the Moon 1973, le 18:37 minuti qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma soprattutto il gradito ritorno di Antonio Zennaro. Ciao Antonio, bentornato. Ciao Antonino, buonasera a tutti i nostri super mitici, bellissime ascoltatori e ascoltatrici di Radio Libertà. Bentornati in questo approfondimento economico-finanziario, fatto però per chi vuole capire l'economia e la finanza, senza però il linguaggio astruso della finanza, no? Che molto spesso fa capire ben poco alle persone, ai profani, no? Quindi assolutamente un anno che parte con luci e ombre. Ho appena visto, vi dico la verità, l'intervento di Milei da Davos, dove ha sostanzialmente, è stato divertente, no? Questo spagnolo molto argentino, no? Ha criticato molto il collettivismo, no? Di Davos, quindi è stato simpatico perché c'è in questo momento in corso a Davos la riunione ovviamente di tutti i CEO, anche gli apicali anche di governo sull'energia, l'economia, tanti dibattiti. Bisogna anche non sempre vedere, no, questi eventi in maniera secondo me negativa, ma bisogna vederli in una maniera ascettica, cioè nel senso che ascoltare chi dice cose giuste e ascoltare chi dice tante cose sbagliate e chi porta avanti idee sbagliate, no? Quindi abbiamo avuto interventi interessanti, ho visto anche il nostro ministro dell'economia che ha fatto un intervento giustissimo sui tassi, che dice prima scendono meglio è per famiglie e imprese. Il tema dei tassi è il tema del momento oggi sui mercati finanziari. Perché? Perché tutte le previsioni dei centri studi, di tutta una serie di opinionisti importanti dicevano no, ma guardate i tassi prima, fino a giugno molto probabilmente non scenderanno, mentre fondamentalmente
si potrebbe già anticipare un inizio di riduzione dei tassi. Già lo vediamo sui primi mutui, già oggi a gennaio le banche vanno un po' più basse rispetto a novembre sul prezzo che ti fanno sul mutuo o anche sui prestiti alle imprese e alle aziende, è sintomo molto probabilmente che ci sarà una discesa dei tassi. Ma perché? Ma perché ad esempio l'Italia si è fermata l'inflazione e in Europa è in diminuzione, in America è un po' più diverso, c'è una diminuzione meno importante rispetto all'Europa, però è anche vero che loro avevano un'economia che cresceva di più, mentre noi abbiamo fatto un aumento dei tassi con un'economia che non è che fosse così forte. E Antonino, Sì. abbiamo con questa operazione che loro hanno fatto, ma noi l'abbiamo detto qua, cioè noi qui su questa trasmissione, su Radio Libertà, su Conto Corrente, avevamo, ce lo possiamo dire, avevamo previsto che la Germania andava contro un muro, il treno tedesco andava contro un muro e si schiantavano, tanto è vero che si sono completamente schiantati. Articolo di ieri del Sole 24 Ore, Germania bloccata completamente, tutti i negatori che vanno a ramengo, come si potrebbe dire, va tutto male in Germania e oltretutto crisi politica, perché vanno avanti anche questa agenda green per togliere i sussidi ai agricoltori, quindi caos sociale. Nel frattempo AfD, Alternative für Deutschland, no? Quelli brutti, cattivi, neri, vabbè, a volte sono anche un po' molto, no? Coloriti nelle espressioni, però i sondaggi volano e quindi la Germania, cioè, l'operazione di governo della Germania moderata, attuale, che doveva portare fuori dal guado con l'aumento dei tassi, e invece ha schiantato completamente i cugini tedeschi, e quindi adesso, come avevamo previsto, non sanno che cosa fare, come venirne fuori. Vedremo che si inventano, ma molto probabilmente alla fine dovranno ridurre la BCE, dovrà ridurre i tassi per salvare i tedeschi. Tanto è vero che io l'ho sempre detto, il MES, cioè l'intervento dell'Italia, far partire questo meccanismo MES avrebbe consentito soprattutto di salvare Germania e Francia, che sono in questa situazione più esposte con i tassi alti rispetto all'Italia, perché l'Italia, a differenza loro, è, abbiamo detto anche qui, è un produttore reale di economia reale, cioè noi abbiamo aziende reali, abbiamo gli artigiani, abbiamo i commercianti, gli agenti di commercio, la gente che veramente ha le imprese piccole, però che fa il lavoro, mentre in altre realtà abbiamo delle economie molto virtuali, create ad esempio da sussidi nei lender o anche da altre attività focalizzate sull'export. Sì. Ad esempio lo sono molto su automotive, Germania, passaggio così pesante, impattante al full electric, stiamo vedendo che è una sola. Ho visto che adesso dove c'è stato in America il meno 40 sostanzialmente ha sfondato completamente le macchine, quindi loro si sono posizionati sul full electric e stanno andando contro un treno, perché comunque c'è un rallentamento anche lì negli acquisti, perché tanti consumatori stanno tornando indietro. Ma non lo dico perché basta parlare con chi ha comprato, ha speso soldi a macchine importanti tedesche, full electric, oggi non vede l'ora, vanno nei concessionari per ridare indietro le macchine, perché non tutti vivono nel centro storico delle città e quindi fanno come la pubblicità della Ferragni, no? Girano nella zona ZTL. Tanti che hanno queste macchine importanti, sono imprenditori, professionisti, girano per lavoro, perché in Italia si gira per lavorare, No? e si rendono conto che magari in autostrada c'è un incidente, rimani fermo e ti si scarica completamente la macchina. E quindi molto probabilmente i tedeschi, che sono fortissimi sulla loro economia di automotive e tutto il mondo collegato all'automotive, di cui anche noi italiani siamo nel manifatturiero dipendenti molto spesso per gli ordinativi, si stanno schiantando. Oltretutto, sull'elettrico c'è la concorrenza pesantissima della Cina, che a parità, diciamo non di qualità, ma però sta arrivando con sconti importanti anche del 50% rispetto ai SUV, no? Un SUV costa 80-90 mila euro, un SUV full electric tedesco di marchio Prime, mentre una roba cinese costa 30-40. Non dico che quello, però insomma è tutta concorrenza che ti viene fatta. Quindi Germania è in difficoltà,
vediamo cosa accadrà nei prossimi mesi. Il tema i tassi, rimarrà il tema anche da qua a giugno sui tassi, cosa accadrà, secondo me cominceranno a scendere, perché non c'è motivo per tenerli alti, non c'è una crisi di materie prime, non c'è un po' anche i colli di bottiglia post-Covid sono adesso stati, si sono esauriti, e rimane solo un tema aperto che però secondo me può solo che far abbassare i tassi, è la crisi in Yemen, no? Che potrebbe bloccare lo stretto di Hormuz se ci fosse un intervento dell'Iran, quindi potrebbe far salire il prezzo del petrolio, però è un fattore che è un po' al di là, no, dell'economia reale. Quindi vediamo sotto questo profilo, Antonino, cosa cioè imprevedibile, no? Perché se l'Iran entra, no, in guerra contro, non so, Stati Uniti e Inghilterra, insomma la vedo un po' difficile da prevedere cosa succede, sicuramente le borse crolleranno. Poi abbiamo l'ETF su Bitcoin che è stato autorizzato, io sono molto critico su Bitcoin, sulle criptovalute da sempre. Sì. Però devo dire che è stato fatto un lavoro, quindi oggi i costi di transazione sono molto più bassi. Faccio un esempio: se tu prima dovevi spostare 100 euro in Bitcoin, prima ti costava anche 20 euro, adesso stai sugli 8 euro, 7 euro, è ancora tanto, secondo me è troppo, per essere una nuova moneta. E c'è molta speculazione, c'è molta aspettativa, vediamo cosa accadrà. Il mondo del cripto è un mondo dove tanti hanno investito, dove c'è anche un bel tessuto, anche se vogliamo tecnologico, no? Su tutto quello che è la crittografia e il tema, no, dell'identità digitale. Insomma, vediamo cosa accadrà. Vedo invece, secondo me, il tema vero grosso che un po' tutti... c'è il tema sui mercati finanziari e c'è tutto il tema delle nuove, io l'ho scritto anche su Twitter, il nuovo trend è quello delle cosiddette medicine legate al diabete, che stanno sconvolgendo effettivamente il mercato, e quindi questo GLP-1 potrebbe, se amplificato, insomma, produrre sul settore del farmaceutico, che nell'anno 2023 non è andato molto bene, potrebbe invece dare degli importanti risultati, perché riuscire a ridurre o comunque sconfiggere una malattia come il diabete, come insomma tantissime persone nel mondo occidentale sono colpite, potrebbe essere un mega trend che parte di tecnologia, tra virgolette, in ambito e ricerca in ambito sanitario. Poi rimane il tema importante che in questi giorni, Antonino, della quotazione delle piccole e medie imprese. Vediamo se verrà presentato, o se adesso non ho seguito nel dettaglio, comunque ad esempio dei provvedimenti fiscali per quotare le piccole e medie imprese. Si è molto attivato su questo l'onorevole Centemero, che oltre ad essere un bravissimo professionista è anche un specialista, no, di tutto quello che è il mondo di quotazione delle piccole e medie imprese, sta facendo un lavoro straordinario. Adesso vediamo poi nel percorso delle 1000 proroghe cosa accadrà. Però sicuramente vedevo un dato, Antonino, tantissime quotazioni di piccole e medie imprese nel 2023, e secondo me è un ottimo strumento. Non dobbiamo vedere la borsa come l'ambiente cattivo dove ti fottono i soldi. Scusate la parola, però per far capire, perché sennò non... Infatti. Cioè dobbiamo avere un ambiente dove anche tantissime imprese, dove magari possono trovare tanti investitori che ci credono nel progetto, perché noi abbiamo le eccellenze, abbiamo tantissime capacità, abbiamo imprese fantastiche, e secondo me dà l'opportunità a tanti anche piccoli investitori di avere delle quote di società italiane che crescono, che aumentano i fatturati, che creano prodotti ottimi. Secondo me è un'opportunità per tutto il sistema italiano, dall'altro di raccogliere capitali, dall'altro anche per gli investitori di guadagnare. Quindi ben vengano tutto quello che è a favore delle quotazioni delle nostre piccole e medie imprese, che possono in questa maniera anche professionalizzarsi sotto il profilo finanziario. E quindi questo è un altro tema, secondo me, che può dare nel 2024 ottime opportunità per gli investitori, perché comunque le imprese italiane sono ottime, eccezionali imprese, abbiamo delle eccellenze uniche. Rimane un tema però, Antonino. Sì.
che rimane il tema del forte numero di gap che noi abbiamo sul mondo dell'artigianato e delle professioni, delle botteghe storiche. Oggi abbiamo un deficit di 300.000, l'ho detto anche la scorsa puntata, no? Qualcuno mi ha criticato perché ha detto no, però hai parlato, sai, di immigrati che potrebbero occupare questi lavori perché gli italiani non vogliono fare. Lo voglio cioè, forse ho detto così, non l'ho detto, adesso non mi ricordo bene, però non è questo il tema. Il tema è che chi viene in Italia, io l'ho sempre detto, ma penso sia un po' una linea comune, è benvenuto chi viene qua per lavorare, rispetta le regole, si comporta bene, rispetta storia, cultura, tradizioni italiane, nel rispetto dopo ognuno della sua religione, insomma, ognuno è libero di fare, no? Certo. Quello insomma, che dice la legge, e dopo chi fa casino per me deve essere rimpatriato, punto, finito, cioè non c'è proprio piano B, cioè Siamo in 2 sei a qui, pensarla così. devi andare a casa, cioè vieni preso, devi andare a casa, punto, finito, non c'è manco A, B, C, D, cioè non c'è seconda opzione. O chi viene qua per bighellonare, cioè io su questo sarei, Sì. cioè, secondo me è un tema che rimane aperto, cioè chi viene qua fa casino se ne andrà a casa, punto, finito. Specialmente in questo momento storico. Specialmente in questo momento storico, specialmente comunque con tutte le persone che sono entrate, perché dopo io capisco il flusso, che noi siamo il primo porto d'approdo, però non so se riusciamo socialmente a assorbire, io non penso, non sono convinto, e non siamo organizzati neanche per assorbire questi flussi così importanti. E poi bisogna vedere quanti di questi flussi poi vanno a lavorare su quello che deve essere quello che ci interessa a noi, cioè, e noi abbiamo un gap su artigianato, c'è tanta immigrazione che arriva, poi vanno nelle botteghe a lavorare? Una domanda. Esatto. Vanno a fare, forse qualcuno sì, però non giustifica il flusso, no? Quindi dovremmo valorizzare molto di più il lavoro dei nostri artigiani, per portare anche tanti italiani a riscoprire i lavori, l'arte, anche la bellezza, no, di lavorare prodotti made in Italy. Sono contento, io ve lo dico, so che sta cosa finalmente a Ferragni che ci ha proprio stufato, capito? Io non ne potevo più, che stanno dappertutto. Quindi sono contento che finalmente tanti brand comincino a non utilizzare più questi influencer, ma facciamo parlare l'artigiano, facciamo parlare quello che lavora. Quindi, però rimane un tema, cioè ci mancano comunque 300.000 artigiani. Quindi bisogna lavorare sulle scuole, sulla formazione, su tutto quello che bisogna portare i ragazzi a ritornare a quello che erano i lavori, insomma, di una volta. Tanto vedete, alla fine l'Italia deve puntare sui suoi, Antonino, punti di forza, no? Quindi Esatto. l'artigianato, il Made in Italy, secondo me è una cosa unica che noi abbiamo, la dobbiamo lavorare per preservare in tutti i modi, che poi ha delle conseguenze anche economiche, no? Perché tantissime realtà sono partite come artigianali e poi sono diventate globali. Brunello Cucinelli, faccio un nome, ma non solo, anche tanti imprenditori meno noti del settore dell'agroalimentare, della pasta, insomma tante realtà nel design. Ad esempio, io che vivo in Abruzzo, ci sono anche tante realtà, ad esempio nel settore cucina, cioè fanno le cucine in giro per il mondo, no? Nei negozi Infatti. italiani, Made in Italy a Beverly Hills, quindi cioè, insomma abbiamo realtà importanti in tutta Italia, e questo è il nostro punto di forza. Non è che facciamo l'economia sui bitcoin o le cripto come altri paesi, no? Cioè, quando abbiamo le imprese, la gente che lavora, la gente che a mattina si mette lì, progetta, quindi questo è un punto di forza, Antonino. Speriamo che ci produca anche un 2024 di borse, di mercati finanziari positivi come il 2023, no? Questa forza dell'Italia. Beh, questo è quello che speriamo tutti. Io però una domanda te la vorrei porre, ma, l'oro che continua a essere il come possiamo definirlo, il termometro della situazione internazionale, che cosa ci dice questo che in questo momento la quotazione dell'oro? Beh, allora, l'oro cioè, l'oro è un po' strano, no,
10 anni fa ci fu una fermata sull'oro e tutti dicevano no vabbè ma di più di così non può arrivare, dopodiché cioè, alla fine continua, se andiamo a vedere i dati, continua a crescere tutti gli anni. Io ritengo che l'oro in un portafoglio finanziario, l'oro, le materie prime, ci debba sempre stare, magari per una percentuale limitata. Perché dico questo? Perché è molto meglio avere, secondo me, io sono uno dei sponsor dei BTP, nel portafoglio, è meglio avere sempre una parte importante di portafoglio che dà dividendi, perché Sì. sono fondamentali, perché il titolo può crescere, può scendere, ma se ho un'azienda solida che mi dà i dividendi, male che vada, io prendo i dividendi. Perché questa è un po' la logica, logica dell'investimento, deve essere la logica di investimento a medio e lungo termine. Se voglio fare a breve, conti corrente, faccio i bot, faccio cose più a breve, no? Perché se ho bisogno dei soldi magari fra 12 mesi. L'oro è un investimento di medio e lungo termine, è un investimento di diversificazione e sostanzialmente viene sempre definito di copertura, no? Da rischi di guerra, del rischio anche inflazione, quindi il portafoglio secondo me di una persona insomma, ci deve stare, non abusando, no? Perché non dà dividendi, cioè io se ho 100% è vero che mi potrebbe salire, no, anche il prezzo, però il problema è che non mi dà dividendi, quindi se mi compro e poi scende ho una perdita secca, quindi una logica di intelligente diversificazione, perché diversificare tanto per diversificare non ha senso, perché mi ritrovo magari con tanta robaccia diversificata, ma sono pieno di robaccia, quindi bisogna diversificare con una logica di qualità. Però sicuramente l'oro rimane sempre un asset importante, strategico, che bisogna avere nel portafoglio. Esatto, esattamente. Antonio, senti, come pensi che andranno le cose nei prossimi giorni? Ma in termini finanziari, se avessi la palla di cristallo, ti dico la verità, sarei uno dei hedge fund manager più pagati, no, globali. Però penso che la grosso della discussione sarà sui tassi. Rimane il tema di cosa farà Lagarde nelle prossime settimane. I mercati ancora non prezzano, cioè hanno prezzato tra novembre e dicembre il taglio, quindi sono saliti di molto, ma tanto, anche 15-20%, perché hanno già quindi prezzato questo taglio. Però vediamo l'entità del taglio dei tassi. Io sono convinto che comunque un taglio ci deve essere, perché diventa insostenibile, ma non per l'Italia, perché devo dire, l'Italia io pensavo molto peggio, Tonino, pensavo che avessimo più difficoltà con i tassi alti. E invece abbiamo risposto alla grande, e questo al di là dell'aspetto politico, cioè questo è un aspetto economico dell'Italia. Abbiamo risposto alla grande, mentre la Germania è andata in grossa difficoltà. Ma perché secondo me loro si erano molto di più esposti alla riconversione green, e quindi investimenti alla riconversione green, esposizione legata quindi ai tassi, no? Perché per fare la Sì. riconversione green ci devi spendere una marea di soldi. La riconversione green non è una riconversione che ti produce, loro dicono, meno emissioni, una qualità magari più alta, ma non un ritorno economico. Sono soldi buttati in termini molto spesso economici, quindi si rischia cioè anche sull'elettrico, no? Cioè se io riconverto tutte le mie catene produttive all'elettrico e poi la gente compra meno macchine perché costano di più. Sì, ho fatto un'azienda bellissima, ecosostenibile, tutta, no, che mi vengono tutti quelli di Davos, no, a dire che bravo che sei, vinco 2000 premi, ma se poi la gente non compra le mie macchine, insomma, devo mettere gli operai in cassa integrazione, insomma vado in difficoltà, no? Questo è quello che sta accadendo un po' a tante industrie, perché comunque la Germania è legata molto all'industria automotive, perché loro da un lato erano esposti sull'export alla Cina e la Cina si è fermata, e dall'altro sull'elettrico. Spendere 120-130 mila euro per una macchina elettrica, ad esempio Porsche, non sono tanto convinto che il consumatore, e quindi poi si riflette insomma, sugli investitori, sia disponibile a un full electric. Ho visto ad esempio, adesso faccio l'Abarth, no? Che ha fatto la 600 Abarth, mi sembra, no? Sì. Che è full electric, ma poi hanno messo, no, c'è l'audio, c'è il motore finto, no? Cioè che fa cioè il rombo, no? Il rombo, Mamma mia. quindi
No, quindi c'è una ricerca, no, alla fine quando uno compra una macchina sportiva, quei cavalli, insomma vuole una macchina che insomma che non è che se fa la neve, non la posso usare perché mi si scarica la batteria. Ecco, quindi siamo in queste situazioni qua con l'elettrico, cioè quindi in situazioni ancora non siamo pronti, questa è la verità. Quindi la Germania che invece ha imposto a tutti di andare sul full electric, cosa che gli asiatici non hanno fatto, perché loro comunque, no, giapponesi, coreani vanno sull'ibrido. Noi siamo completamente su questa strada e la Germania si è schiantata. Esatto. Ma purtroppo quando c'è l'ideologia, le decisioni poi diventano sanguinose da, diciamo così, da sopportare. E io sto pensando a tutto il nostro settore, a tutto quello che le fabbriche italiane hanno prodotto in tema di mobilità, in tema di automobilismo, soluzioni tecniche. Ecco, dover buttare tutto questo perché così saremo tutti più green non è vero, è una cosa che mi lascia esterrefatto. Antonio, io ti ringrazio molto del tuo tempo, come sempre. Ci ritroviamo mercoledì prossimo? Assolutamente sì, Antonino, grazie e un saluto a Radio Libertà. Grazie a Ciao. te. Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
cameriere, champagne. Dunque, questo pezzo è del 1973, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. Questa è naturalmente, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E questo pezzo di Peppino Di Capri, Anno di Grazia 1973, in fondo è stato il preludio a quello che fu il 74. Nel 74, con tutta la miseria economica che c'era tra austerity, restrizioni, aumento del prezzo del petrolio e così via, in Italia si consumarono più casse di champagne di quante se ne consumassero negli Stati Uniti d'America. Quindi, come vedete, noi siamo un paese che in qualche modo alla fine trova una soluzione, ecco, mettiamola così, champagne. E poi comunque che canzone stupenda, veramente. Uno sente sta canzone, si immagina questi locali, perché poi Peppino Di Capri viene dal piano bar, viene dal mondo dei night, che erano mondo fatto di bella gente che si trovava in questi locali per sentire musica dal vivo, tirare tardi, bella gente, ben vestita, si entrava solo con la cravatta, sistemati in un certo modo. E invece adesso, mamma mia, mentre venivo qua col treno, mi dovete credere, cosa di pigliarli tutti e due, sbatterli giù dal treno. Due, malcapitati. Oh, c'è, minchia, però io sono stato lì. Oh, minchia, ma lo sai che c'è ragione? Oh, porco zio, qua. Cioè, veramente, ma è mai possibile che non sai esprimere, che tu non sappia esprimere un concetto se non infilandoci un'imprecazione o una parolaccia nel mezzo? Cioè, l'usano come segno di interpunzione. Cameriere, champagne. 029294 7222 se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642 7756 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Scritto Maurizio: l'Iran andava bloccato nei reattori anni fa, come si diceva, altro che per fare luce, andavano bombardati allora, ma ora ma no, parole, Maurizio. Poi ancora osserva, l'ONU è sempre stato controllato dai paesi musulmani dato l'alto numero di presenze. Beh, guarda, non è tanto una questione religiosa quanto una questione di alleanze economiche e rapporti economici tra i paesi, più che altro. La cosa più vorrei ricordare che per esempio nel 1962, al tempo della crisi di Cuba, l'ONU è stata unanime comunque nel prendere una posizione contro i missili sovietici in quel dell'isola caraibica che ci stavano portando sull'orlo della terza guerra mondiale. Quindi non è che l'ONU, cioè è tutta una questione di rapporti di forza tra le potenze condizionati anche da questioni economiche. Da ultimo, come diceva giustamente l'onorevole Bonfrisco, è anche una questione di geopolitica, perché come vedete questi stati non esitano, alcuni di questi stati non esitano a fare i bulli, né più nemmeno che i bulli, ma e tirare bombe o missili sui paesi altrui che vivono la loro vita in santa pace. Del resto anche a noi è successa una cosa del genere nel lontano 1986, quando Gheddafi, pace all'anima sua, ebbe l'idea di tirare i missili contro Lampedusa, 2 Scud che poi andarono a cascare nel mare un po' fuori dall'isola. Forse è stata più scena che altro, forse era un tentativo di ritorsione per l'attacco che aveva fatto Reagan, il raid che aveva fatto a Tripoli. Insomma, come fu e come non fu, il governo italiano mostrò i muscoli con l'operazione Girasole, facendo uscire in massa le nostre migliori unità della Marina Militare, e poi però Andreotti andò sotto la tenda e andò a fare la pace con l'amico Muammar. Il vecchio Giulio sapeva quello che faceva, e quindi abbiamo continuato con questa bella politica della moglie americana e dell'amante libica che è durata fino a che è durato Gheddafi. Dopodiché adesso, dopo oltre un secolo di egemonia, o comunque non diciamo egemonia, ma comunque di presenza italiana sulla Libia, adesso la Libia è mezza in mano ai turchi e mezza in mano ai russi. Un grande risultato diplomatico ottenuto con la distruzione
di Gheddafi, con la fine degli accordi che avevamo stipulato grazie a Berlusconi, grazie a Berlusconi, per costruire tutta una serie di opere pubbliche in Libia, che avrebbero peraltro garantito un beneficio non solo alle aziende italiane, ma anche avrebbero permesso di migliorare i commerci e gli scambi con la Libia. E poi naturalmente ci troviamo in questa situazione nella quale adesso, tra l'altro, l'allora ministro degli esteri, che diciamo così non ci ha dato una politica incisiva sotto il profilo degli esteri nell'area mediterranea, ecco, quell'ex ministro degli esteri oggi fa il mediatore voluto da Draghi per conto dell'Europa nell'area del Golfo, e questo signore in teoria dovrebbe trovarsi in mezzo agli iraniani che vogliono una cosa, gli americani che ne vogliono un'altra, gli israeliani che ne vogliono un'altra ancora e i qatarioti che ne vogliono un'altra di tipo completamente diverso. Luigi Di Maio. Se tutto va bene siamo fottuti, ecco cosa succede. Scusate se sono stato un pochettino esagerato, ma è vero, alle volte è meglio essere chiari nei propri concetti. Torno a ripetere, 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure 346 642 7756 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp o... Allora, diamo un'occhiata qui intanto alle agenzie, andiamo a dare un'occhiatina all'ADN Kronos, vediamo che cosa succede alle 19:11 di questo 17 di gennaio. Mi dispiace che stasera non ci sia Paola D'Amico, aveva un impegno, ma oggi certo avremmo potuto parlare di tutti gli amici degli animali, visto e considerato che oggi è Sant'Antonio Abate. Qualcuno oggi mi ha fatto anche gli auguri di buon onomastico, lo ringrazio, ma io in realtà festeggio il 13 giugno con Sant'Antonio di Padova, perché in Sicilia Antonio e Antonino all'uso siculo festeggiano il 13 giugno. Sant'Antonio Abate io lo raccontavo ai miei turisti quando facevo la guida al Duomo di Milano, perché Sant'Antonio Abate, Antuono in Campania, che viene festeggiato anche il 17 di gennaio qui a Varese, fanno le vampe, fanno i fuochi, anzi, Leandro da Varese, tu e signora, perché non mi racconti che cosa state facendo oggi per questo Sant'Antonio? Ed è patrono degli animali, è chiamato anche in Lombardia Sant'Antonio del Purcell, perché viene raffigurato, e nelle chiese in Lombardia lo trovate quasi sempre, con questo porcellino accanto, perché a Sant'Antonio del Purcell è legata questa antica leggenda, sarebbe stato lui a portare il fuoco agli esseri umani grazie a un piccolo stratagemma. Questo porcellino che andava sempre in giro con lui per il deserto, mentre Sant'Antonio Abate trattava appunto con il demonio di ricevere un po' di fuoco per poterlo donare all'umanità, il demonio si rifiutò. Sant'Antonio se ne andò e lasciò volutamente il porcellino a scorrazzare nell'inferno. Venne rapidamente richiamato, almeno così racconta la leggenda, e sceso all'inferno. Nel portarsi via il porcellino si portò anche un tizzone acceso con cui diede il fuoco all'umanità. È anche invocato, perché con il grasso di maiale si curava, è anche invocato contro l'herpes, ma in particolare oggi è il giorno in cui nelle chiese si fa la benedizione degli animali. Quindi se voi avete un cane, un gatto, un cavallo, quello che è, oggi è il giorno per poter avere la benedizione degli animali. Ma dalla regia, e io mi scuso con lui per non averlo salutato prima, il nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiero mio condottiero, dice che c'è una chiamata. Vediamo un po' chi è. Pronto, chi è là? Pronto, ciao Antonino, sono Leandro da Varese. Ecco, questa è la radio che ci piace, dal produttore al consumatore, cacchio. Bravissimo, Vai Leandro, guarda, è il tuo momento. Ieri sera c'è stato un falò qui in piazza della Mota che era una cosa stupenda. Un mare di gente, mio figlio è girato per cercare un posto per la macchina per andare a vedere, non c'è riuscito. Quindi è una cosa splendida. Però c'è un particolare che lo voglio dire. Sai che c'è una tradizione qui a Varese che quando c'è il falò, le ragazze che cercano marito non devono far altro che andare vicino al fuoco,
fare un bigliettino dei desideri, ma anche cercare il marito. C'è i vigili del fuoco che prendono il fogliettino e lo buttano sul falò. Quindi questo portano le notizie in alto. E la battuta era: sei andata al falò, hai trovato l'amorosa? No, non l'ho trovata. Se uno invece ha trovato l'amorosa, sì, sono andato al falò, ho trovato. Ecco, è la contentezza del Sant'Antonio. Ti sembra una cosa strana? No, mi sembra invece la nostra bella Italia delle 1000 contrade e delle sue tante usanze cristiane, perché stiamo parlando di un santo cristiano, e mi piace molto quest'Italia di provincia, sebbene Varese non lo sia, perché voglio dire è una cittadina anche molto grande, però mi piace molto quest'Italia che si ritrova attorno a questi tempi liturgici, che in fondo i tempi della Chiesa sono basati sui lavori della campagna, no? E tu, non per farmi i fatti tuoi, ma tu l'hai fatto il biglietto al falò? Ma sono andato con la moglie, non potevo. Vette altissime stasera. Sono contento, guarda, vabbè, poi in privato mi racconti, allora, d'accordo. Dai, grazie di tutto. Grazie a te. Con tanto piacere. Ciao. Grazie, un abbraccio. Ciao. Ecco, questa è la bella Italia che ci piace, che esiste ancora, quest'Italia che resiste in fondo a tutte queste novità, a questi Halloween, a queste cose forzate, forzose, che in fondo non appartengono alla nostra storia. Ecco, questa è l'Italia che ci piace, quest'Italia che si ritrova in fondo in piazza per questi eventi, nei paesi, essere tutti paesani, tutti ritrovarsi dietro al santo in processione, o fare questo rito, fare queste cose. Che bello, senza essere schiacciati dal rullo compressore della televisione, soprattutto, perché la radio non c'è riuscita, ma la televisione sì, purtroppo. E questo rullo compressore che in fondo ha imposto comportamenti uguali, ha imposto un italiano da un lato utile, certo uguale, ma dall'altro anche molto depauperato, molto semplificato, e se ci fate caso anche dei ritmi di vita completamente diversi da quell'Italia di prima. Mentre Leandro parlava pensavo per esempio a quella scena di Amarcord con Federico Fellini. Non è Sant'Antonio, però è un altro di questi riti che si facevano per propiziare la fine dell'inverno. La Fugarazza, la scena in Amarcord quando danno fuoco a questa specie di piramide fatta di sedie, di cose vecchie, di paglia, e in cima c'è questo pupazzo di stoppa e gli danno fuoco per cacciare via l'inverno. Poi questo è quel periodo dell'anno in cui già uno comincia a contare, perché poi nella nostra Italia i proverbi ci aiutavano anche sullo stato del tempo e così via, no? Candelora, candelora, dell'inverno siamo fuori, ma se piove e tira vento, nell'inverno siamo dentro. E quindi aspettiamo anche questo 2 di febbraio per sapere se avremo una primavera un po' più tranquilla o altri 40 giorni di maltempo. Ieri sera poi, vi dico la verità, tornavo dalla radio, mamma mia, ma un nebbione, veramente un bel nebbione. A Milano era scigliera, cioè quella nebbia un po' malinconica, mentre a Castano, sceso dal treno, uscito dalla stazione, veramente il muro di nebbia, e meno male che andava a piedi, perché veramente la nebbia quella tipo Totò, Peppino e la Malafemmina a Milano, quando c'è la nebbia non si vede, veramente una serata, e poi un freddo che la metà basta. L'ANSA batte adesso questo flash: Solinas indagato per corruzione, sequestro dei beni per il governatore. A breve aggiornamenti, quindi vedremo che cosa scriverà tra poco, cosa batterà tra poco l'ANSA, e vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso a proposito del governatore uscente della regione Sardegna. Allora andiamo a vedere intanto le altre notizie. L'ANSA nel frattempo apre con una notizia che pare sembra quasi uscita da aria fritta, giuro che non gliel'ho suggerita io. Regno Unito, Kate ricoverata, intervento all'addome riuscito, auguri e complimenti. Re Carlo sarà operato alla prostata. Ai media britannici, la principessa del Galles resterà in clinica 10-15 giorni.
Nessun impegno ufficiale fino a Pasqua, il sovrano in ospedale la prossima settimana. Tra l'altro è benigno e Sua Maestà, fanno sapere a Buckingham Palace, ha voluto rendere pubbliche le sue condizioni di salute, questo per spingere anche tanti altri uomini a farsi fare i controlli per la prostata. Va anche detto che nessuno sa in realtà di che cosa sia morta sua madre, perché nel certificato di morte di Elisabetta II c'è scritto solo età avanzata, mentre nelle ultime fotografie si vedevano i lividi sulle mani, segno che probabilmente le veniva fatta qualche flebo, chi lo sa. Diciamo che anche questo è un cambiamento di stile rispetto a Elisabetta II. Ancora, nei territori dell'alluvione, sempre l'ANSA, Meloni incontra von der Leyen, manifestanti in protesta a Forlì, rispetto è solo una passerella. L'allarme dato dall'ex marito, donna trovata morta in casa, non ci sono ferite sul corpo. Questo è il giallo di stamattina, che vi riassumiamo subito. Maria Panico, già candidata alle provinciali del 2018, in quel di Trento servirà l'autopsia per stabilire se è omicidio o malore. Maria Antonietta Panico, 42 anni, è la donna trovata morta stamattina nel letto macchiato di sangue del suo appartamento nel quartiere della Bolghera a Trento. La donna era conosciuta in città, era stata candidata della lista del presidente della provincia Maurizio Fugatti alle provinciali del 2018 e poi col candidato sindaco Andrea Merler, sempre nel centrodestra, alle comunali di Trento nel 2020. In passato aveva lavorato in un patronato, pare che ultimamente stesse cercando una nuova occupazione. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata ritrovata al suo ex marito, scrive l'ANSA, a sua volta allertato dalla figlia della donna, preoccupata perché non aveva più sue notizie da 2 giorni. Secondo quanto riporta il Corriere del Trentino, pare che l'ultimo compagno della donna avesse il divieto di avvicinamento e che lei fosse stata ricoverata più volte per traumi cranici. Indagano i carabinieri coordinati dalla PM Patrizia Fogliera. Tra le ipotesi anche quella della morte violenta. Secondo quanto riferito dal medico legale, sul corpo di Maria Antonietta Panico non ci sono apparenti ferite da taglio e che solo dopo l'autopsia si potrà sapere se si tratta di omicidio o morte dovuta a malore. La signora aveva una figlia di 16 anni che vive col padre. La procura sta esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativo. La PM Fogliera sta ascoltando persone informate sui fatti e parenti. Quindi vediamo che cosa succederà. Nel frattempo qui continua a girare il banner sulla pagina sulla homepage dell'ANSA, Solinas indagato per corruzione e sequestro di beni per il governatore. Vediamo se c'è qualcosa già sull'ADN Kronos in questo senso. Sì, eccolo qua. Allora, state un po' a sentire, battuta ora, anzi 5 minuti fa dall'ADN, sequestri per 350.000 euro a Solinas e altri 6 indagati. L'ordinanza firmata dal GIP Luca Melis arriva da 2 filoni di inchiesta. Scrive l'ADN, la Guardia di Finanza di Cagliari ha effettuato sequestri di beni e immobili per 350.000 euro ai danni del presidente della regione Sardegna, Cristian Solinas, e altri 6 indagati. Nel vivo delle tensioni politiche sulla candidatura per le prossime regionali arriva un nuovo guaio giudiziario per il presidente in carica. L'ordinanza, firmata dal GIP Luca Melis, arriva da 2 filoni di inchiesta che riguardano la compravendita di un terreno di Solinas e una nomina alla direzione generale dell'autorità di gestione del programma ENI-CBC Bacino del Mediterraneo. Nella prima vicenda, scrive ancora l'ADN Kronos, con Solinas sono indagati il consigliere regionale sardista Nanni Lancioni e l'imprenditore Roberto Zedda. Sotto la lente una serie di operazioni che partono dalla vendita di un terreno a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari, da Solinas all'imprenditore. Con quei soldi il presidente della regione avrebbe acquistato una casa vicino alla spiaggia cagliaritana del Poetto. Secondo l'accusa, Zedda avrebbe ottenuto una fornitura di materiale informatico. Il secondo filone, scrive ancora l'ADN Kronos, riguarda la nomina di Roberto Raimondi alla guida del programma ENI-CBC Bacino del Mediterraneo.
Le pressioni per questo incarico sarebbero legate ad alcune docenze concesse a Solinas all'Università di Tirana e la promessa di una laurea honoris causa. In questo filone risultano indagati anche il rettore dell'Università della capitale albanese e un consulente di Solinas, il sardista Cristian Stevelli. Questo è quanto riferisce adesso l'ADN Kronos in merito a questi due filoni d'inchiesta che riguardano quindi il presidente della regione Sardegna uscente Cristian Solinas. Vi ripeto, la notizia è questa, che la Guardia di Finanza di Cagliari ha effettuato sequestri di beni e immobili per un valore di 350.000 euro ai danni del presidente della regione Sardegna Cristian Solinas e altri 6 indagati. Vedremo quali saranno poi gli sviluppi di questa vicenda e naturalmente domani nella rassegna stampa a cura del nostro Giulio Cainarca troverete tutte le informazioni aggiuntive ovviamente e tutti gli sviluppi del caso. 346 642 7756 se volete dire la vostra alla zappa o WhatsApp, oppure 02 9294 7222 se volete dire la vostra invece attraverso quel magnifico strumento inventato da Antonio Meucci e che è niente poco di meno che Sua Maestà il telefono. Tra l'altro restate con noi perché tra non molto nel Qui Parlamento avremo l'onorevole Simonetta Matone e oggi si è parlato di giustizia, quindi ascolteremo che cosa è successo in aula, anche perché questa è stata una mattinata in cui, lo sapete, si è discusso molto a proposito come si dice, a proposito delle intercettazioni, e quindi anche questo è un argomento che non mancherà di suscitare, oltre che attenzione, innumerevoli polemiche. Questo è poco ma sicuro. Anzi, vi do già un assaggino, perché andiamo a vedere sempre sull'ADN, vediamo se troviamo la notizia. Sull'ANSA c'è, ora vediamo che cosa vi possiamo dare. Eccolo qui. Dunque, no, c'è un video e il video non ve lo possiamo dare. Va bene, allora andiamo intanto a dare quest'altra notizia a proposito del Covid. Questa è una notizia delle 17. Covid sia sempre l'ADN Kronos, Covid sia commissione in seconda votazione, opposizioni lasciano i lavori per protesta. Nuovo voto in Commissione Affari Sociali della Camera sulla Commissione Covid dopo il primo stop al mandato al relatore. La maggioranza ha rivotato e con 12 sì e nessun contrario ha dato il via libera a riferire in aula. L'opposizione ha abbandonato i lavori per protesta, lamentando la forzatura da parte della maggioranza. Prima il Presidente comunica la votazione, 11-11, e il mandato al relatore non passa. Poi rifà la votazione. La destra deve saper perdere. È troppo facile imporre le proprie posizioni rompendo le regole, commenta Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, vicepresidente della Commissione Affari Sociali. All'esito della prima votazione, finita 11-11, a quanto s'apprende il Presidente avrebbe indetto una seconda votazione per le assenze, causando le proteste delle opposizioni che hanno lasciato la Commissione Affari Sociali alla Camera. 12-0 dunque il risultato della seconda votazione. Quanto accaduto oggi in Commissione Affari Sociali sull'istituzione della Commissione Covid è di una gravità inaudita. La ripetizione di un voto con risultato sfavorevole alla maggioranza è precedente inaccettabile. Intervenga immediatamente il Presidente Fontana per ripristinare il rispetto del regolamento della Camera dei Deputati, dichiarano il capogruppo e la vice capogruppo di Azione per Renew alla Camera, Matteo Richetti ed Elena Bonetti. Nel frattempo, mentre questo accade al Parlamento italiano, io vi voglio leggere questo comunicato di Sereni e Sempre Uniti, l'associazione che raccoglie i familiari e le vittime del Covid-19 in quel di Bergamo. I familiari e le vittime Covid-19 si rivolgono alla giustizia europea. Primo step per il ricorso alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Un primo step storico importante che ribalta quanto sta accadendo in Italia. I familiari delle vittime del Covid-19 d'Italia si sono rivolti alla giustizia europea tramite i loro legali ed è notizia di oggi che il ricorso alla CEDU ha passato il primo vaglio d'ammissibilità. La Corte europea dei diritti dell'uomo, abbreviata in CEDU o Corte EDU, è un organo giurisdizionale internazionale istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti e 46 i membri del Consiglio d'Europa. Il team dei legali, che segue da quasi 4 anni i familiari, sia in ambito penale che civile, gli avvocati Consuelo Locati, Luca Berni, Giovanni Benedetto, Piero Pasini e Alessandro Pedone, insieme agli avvocati Giulio Lana e Alessio San Giorgi di Roma, ha infatti presentato ricorso nei mesi scorsi, dopo aver analizzato migliaia di documenti e aver ravvisato gli estremi di violazione dei diritti dell'uomo nella gestione della pandemia in Italia. Hanno aderito alla domanda circa 40 familiari di tutta Italia. Oggi la comunicazione ufficiale dalla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha comunicato che il ricorso sarà portato all'esame della Corte prima possibile sulla base dei documenti e delle informazioni fornite. Questa comunicazione fa tirare un sospiro di sollievo ai familiari dell'associazione Sereni e Sempre Uniti APS. Siamo molto soddisfatti dell'accettazione del ricorso presentato dai nostri legali, commentano i membri del direttivo. Non era scontato questo passaggio, anzi i parametri della Corte europea sono molto stringenti. Ma noi siamo stati sempre convinti della fondatezza del ricorso, viste le responsabilità portate alla luce dal lavoro della Procura di Bergamo, la prima, se non l'unica, a indagare la gestione della pandemia. Nonostante i tribunali italiani abbiano continuato ad archiviare le posizioni di politici e tecnici, noi continuiamo a lottare per restituire dignità e giustizia ai nostri cari. La strage italiana della pandemia da Covid-19 non può essere archiviata come una fatalità o giustificata come evento straordinario. Noi continueremo a fare memoria e chiedere giustizia in tutte le sedi opportune. Consuelo Locati del team dei legali commenta: siamo decisamente soddisfatti di questo primo risultato che ovviamente dovrà, come ci auguriamo, essere confermato negli step successivi. Ma per ora abbiamo l'evidenza che un organo giudiziario sovranazionale ha ritenuto le nostre argomentazioni degne di approfondimento e vaglio giudiziale. Attendiamo ora le valutazioni successive della Corte. Pausa e torniamo con Qui Parlamento. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Le 19:33 minuti qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Siamo al Qui Parlamento con l'onorevole Simonetta Matone. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Onorevole, so che io sto parlando con lei in un momento, diciamo così, un pochettino concitato. No, non è concitato perché abbiamo finito. Io ho fatto la dichiarazione di voto favorevole alla risoluzione presentata stamattina dal ministro Nordio. Adesso sono fuori dell'aula, sono in transatlantica e posso parlare. Benissimo. Benissimo. Allora, com'è andata oggi? Allora, è andata molto bene, è stata una giornata faticosissima, attraversata da 1000 polemiche. Il ministro è stato estremamente preciso ed analitico, nel senso che ha parlato per 1 ora e mezza presentando una relazione di 77 pagine, toccando tutti i punti possibili e immaginabili, partendo dalle carenze dell'organico, parlando della immissione dei nuovi,
funzionari, parlando della possibile stabilizzazione di tutti quelli che verranno assunti con un contratto a tempo determinato, ha parlato di politica giudiziaria ma anche di cose estremamente concrete. Ha parlato della necessità assoluta di abolire il reato di abuso d'ufficio, considerato che su 5.184 procedimenti ci sono state solo 18 condanne. Questi sono dati inoppugnabili e statistici. E quindi ha parlato di tantissime cose, io ho cercato di riprenderle nel mio intervento, facendo però anche un discorso generale, riportandomi a ciò che è accaduto con il cambio di passo nel 1988, con l'introduzione del sistema accusatorio al posto del sistema inquisitorio. Mi sente? Sì, perfettamente. Ecco, che questo passaggio però, che fu un passaggio epocale, che fu curato da Giuliano Vassalli, ex ministro, grandissimo ministro della giustizia, col quale ho avuto l'onore di lavorare fianco a fianco, sono stato il capo della sua segreteria per 4 anni. Ecco, questo passaggio non è stato un passaggio indolore, perché questa riforma comportava un cambio di passo da parte anche e soprattutto della magistratura, e viceversa diciamo che possiamo definirla una riforma incompiuta, con continui aggiustamenti successivi, dei quali ancora oggi, per così dire, paghiamo il prezzo. E quindi lui ha auspicato, come ho auspicato anch'io, un superamento di questa contrapposizione tra poteri dello Stato, questo nell'interesse dei cittadini. Poi abbiamo parlato, io mi sono soffermata sull'abbattimento dell'arretrato, che ha un effetto immediato sugli investimenti. Perché dico questo? Perché un investitore italiano o estero è terrorizzato dalle lungaggini della giustizia civile, penale e amministrativa e non investe. E viceversa, se riusciamo a superare questo vulnus, torniamo ad essere attrattivi. Onorevole, io vorrei porgerle 2 domande, visto che Prego. io voglio dire, sul codice di procedura penale ci ho sudato sopra all'università, e in effetti la potremmo definire la Salerno-Reggio del diritto, visto che ogni 2x3 c'è una modifica che viene fatta al codice di procedura penale, e questo dall'89, però da 35 anni. La seconda è questa, a proposito di riduzione dell'arretrato. Una decina d'anni fa c'erano state non poche speranze sul sistema della media conciliazione, il sistema della mediazione. Bravo, ecco. Io l'ho toccato questo tema. Ecco, io invece sono finito in ospedale per questo tema, perché per preparare il testo da formatore dei mediatori un venerdì sera il cuore mi accelerò a 1000, mi dovettero mettere l'ossigeno. Ebbene sì, ma non è colpa sua, onorevole. Ecco, però c'è ancora speranza di avere un effetto deflattivo con la mediazione e conciliazione? Guardi, allora, io ci ho creduto profondamente ed è stata una, riforma, tra virgolette, voluta tanti anni fa dal governo Berlusconi. Sì. Che cosa è accaduto però? Che nella mediazione non ci hanno creduto nella maniera più assoluta né gli avvocati né le parti. Quindi abbiamo dei risultati ridicoli, perché soltanto il 10% delle cause che finiscono davanti a un mediatore viene ad essere risolta. Il 90% fallisce. Infatti. Non c'è la cultura della mediazione in Italia, e quindi viceversa noi la dobbiamo potenziare, perché sarebbe un commodus discessus, direbbero i latini, una via d'uscita dal processo meravigliosa, cosa che però non accade. Ma onorevole, io ricordo infatti che a quel tempo l'OUA, soprattutto l'Organizzazione Unitaria dell'Avvocatura, fece il ricorso in Corte Costituzionale, anche perché il decreto che era stato scritto aveva qualche, diciamo così, difetto di fondo, poi si fu riconosciuto l'eccesso di delega, ma voglio dire, si può avere una mediazione e conciliazione senza gli avvocati, oppure in questo paese, per avere la soluzione di piccoli problemi condominiali e così via, ci vuole sempre l'avvocato da pagare?
Guardi, comunque ci sono anche interessi economici dietro l'istituto della mediazione, ci sono studi legali che fanno solo ed esclusivamente questo. Io però, ecco, viceversa ho un'esperienza estremamente positiva perché ben 2 mie cause civili si sono risolte con la mediazione, con 2 istituti diversi, con 2 studi professionali diversi, scelti non da me ma dalla controparte, quindi sicuramente non a me, per così dire, favorevoli, non c'era niente di truccato, c'era la volontà di uscire dall'impasse attraverso una soluzione conciliativa, cosa che abbiamo fatto. Si trattava di locazione di immobili, di risarcimento danni, erano questioni anche piuttosto, come le posso dire, vivaci e complesse, e invece ci siamo riusciti. Ecco, però lei ha anche messo non solo il dito, ma tutto il braccio nella piaga. Lei giustamente ha detto in Italia non c'è la cultura della mediazione, anche perché l'italiano medio quando va dall'avvocato la prima cosa che gli dice è lo dobbiamo ridurre in mutande, parlando della parte avversa. Sì, è sempre così, purtroppo è così. Io ho fatto il giudice civile all'inizio della mia carriera ed ero sgomenta perché io venivo da una formazione civilistica fatta come assistente, all'epoca ero addetta alle esercitazioni di diritto processuale civile e per 3 anni ho viaggiato nell'empireo del diritto, delle speculazioni, delle questioni. Poi arrivata al Tribunale di Lecco, dove sono stata 2 anni, viceversa lì l'obiettivo era eliminare questo contenzioso che era altissimo, era accesissimo, perché tra l'altro trattandosi di una zona fortemente industrializzata, le cause civili erano all'ordine del giorno. All'epoca la mediazione non c'era. Ecco, diciamo che all'epoca era obbligatorio il tentativo di conciliazione e però andavano tutti assolutamente falliti. Infatti. E io ricordo quel periodo come orribile perché ho scritto un numero di sentenze civili esorbitante. Guardi, mi ricordo ancora la mia statistica ed era una statistica da record necessitata dalla complessità, diciamo, del territorio lecchese. Onorevole, senta, ma vista questa situazione però, ora il discorso si fa un pochettino, diciamo pericoloso per certi versi, ma secondo lei dovremmo pensare a un nuovo codice di procedura penale, visto che questo comunque in 35 anni non ha funzionato bene? No, guardi, io non penso questo, io penso che occorrono più magistrati e il ministro è su questa strada, occorrono più funzionari, siamo sulla buona strada per l'abbattimento dell'arretrato, prova ne sia che c'è stata pagata alla rata del PNRR e quindi a questo punto io sono molto ottimista. Senta, la questione intercettazioni, levata di scudi in questi giorni da parte della mia categoria e però stamattina... Scusi un attimo. Sì, prego. Pronto? Sì, ci sono. Mi dica. Ecco, dicevo, le intercettazioni, levata di scudi della mia categoria professionale in questi giorni. Per carità, allora sono tutte fesserie. Quello che è diventato assolutamente proibito è pubblicare nomi di soggetti che non c'entrano assolutamente niente e pubblicare per intero misure cautelari che, voglio dire, danneggiano unicamente ed esclusivamente le persone. Non c'è nessun bavaglio, peraltro mi risulta che viceversa il riassunto del contenuto dell'ordinanza è possibile per i giornalisti pubblicarlo, quindi di che cosa stiamo parlando? Negli altri paesi, secondo lei, le ordinanze di custodia cautelare vengono ad essere pubblicate, stanno sui giornali? Io non credo proprio. Siamo l'unico paese al mondo che ha questo sistema di gogna pubblica / mediatica. Sì, negli altri paesi, se penso all'Inghilterra, la gente non sa per chi vota il re e per chi votano i giudici, quindi il discorso è ancora più profondo. Voglio dire, c'è un rispetto della privacy addirittura ossessivo e financo esagerato. Indubbiamente. Onorevole, senta, dopo questa votazione di oggi, qual è il tema, diciamo, più
importante adesso del quale vi dovrete occupare, sempre sul fronte giustizia? Adesso il tema di giustizia dobbiamo, diciamo per così dire, finire la prescrizione e poi vediamo che cosa ci riserva il futuro. Guarda, sono talmente tanto stanca che non mi ricordo. Noi adesso io sono relatrice di un tema caldo, che è quello del numero dei fuori ruolo magistrati al Ministero e negli altri enti. Il governo è estremamente determinato ad abbassare il numero dei magistrati fuori ruolo, comprendendo all'interno di questo numero anche tutti quelli distaccati alla Corte Costituzionale, alla Presidenza della Repubblica e al Consiglio Superiore della Magistratura. C'è molta fermezza da parte dell'esecutivo su questo tema e adesso vedremo. Io sono relatrice del provvedimento, sono in corso delle interlocuzioni, che non chiamerei trattative, e andrà in discussione la settimana prossima. Molto Però bene. le posso assicurare che la Commissione Giustizia lavora a pieno ritmo, di più, è una cosa addirittura sfinente. Però ecco, diciamo che stiamo lavorando bene. Io oggi non ho avuto il tempo di ricordare i provvedimenti che questo governo ha adottato in favore delle donne. Mi sarebbe piaciuto ricordare il reddito di libertà per chi esce da situazioni di violenza, mi sarebbe piaciuto ricordare l'incremento dei fondi per la lotta contro la violenza e mi sarebbe piaciuto ricordare il provvedimento fiscale che esonera dai pagamenti fiscali i datori di lavoro che assumono le donne che escono dalla violenza e a cui viene fatto un contratto a tempo indeterminato. Questo è un limite, questo governo ce l'ha nella comunicazione, perché per esempio di questi provvedimenti si parla molto poco. Io sono una che studia e approfondisce e devo dire che quando vado nei talk televisivi mi porto sempre le carte e le prove documentali di quello che dico, gettando tutti nello stupore, perché per esempio di questa norma sul vantaggio di assumere con esoneri previdenziali le donne vittime della violenza non ne parla nessuno se ne è accorto. Infatti. E invece è una cosa importante che va detta. E abbiamo piacere di dirla e di ricordarla. Onorevole, io la ringrazio molto del suo tempo. Io ringrazio lei per avermi intervistato e quando vuole sono a vostra disposizione. Saluto chi ci ascolta e un saluto da Roma. Grazie a lei e buona serata. Arrivederla, grazie, arrivederla. Qui Parlamento. Bella gente, noi per questa sera abbiamo finito, ci ritroviamo domani ore 18:05 trattabili. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con una bella canzone di Shirley Bassey dal film 007 Operazione Moonraker del 1979, Moonraker Disco Version. Che dire di più che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, mi stavo scordando pure chi fossi, incredibile, sono proprio rimbambito. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.